per dare esattamente i dettagli di come si è svolta tutta l'azione per tentare di rapinare il furgone portavalori. Furgone portavalori che entra a Treviso Sud, i due furgoni portavalori, il furgone portavalori e la macchina di scorta, entrano a Treviso Sud, direzione Belluno sulla 27. Vengono seguiti da 4 autovetture. Una si ferma per bloccare il traffico che da Venezia va verso Belluno. Bloccano il traffico, buttano i chiodi per evitare che chi volesse proseguire potesse essere interessato al teatro della rapina. Le 3 macchine affiancano il furgone portavalori, sparano le gomme, il furgone portavalori si ferma, purtroppo non poteva andare avanti. La macchina che scortava il furgone vede l'azione, li sorpassa il furgone e si porta avanti. Per cui 2 macchine seguono la scorta e fermano la scorta più avanti, mentre la vettura che prima aveva provveduto a fermare il traffico aveva già raggiunto il terzetto che era avanti e in 2 hanno assaltato il furgone portavalori.